Allora, stiamo parlando appunto di questioni successorie con il notaio Todeschini Permuda e eravamo arrivati alla questione dell'eredità, un'eredità cospicua. Muore un imprenditore, un artigiano che ha dei beni immobili importanti, eccetera, quindi il valore sale. Si supera un certo importo, lei dice 1 milione di euro, no? Come funziona? Questo è in generale il valore dei beni dell'eredità, 1 milione di euro per erede. Però c'è anche una disposizione che riguarda proprio la successione nelle aziende oppure nella titolarità del pacchetto, diciamo, di maggioranza di una società, perché anche questo è compreso, e c'è un'esenzione se questo è fatto a favore di coniuge o figli. Tra le altre cose può essere fatto anche con quello che si chiama il patto di famiglia. In vita si fa il patto di famiglia? Si fa in vita, si può fare anche in successione, ma è soprattutto da fare in vita, no, chiedo scusa, non si può fare per successione perché la particolarità del patto di famiglia è che richiede il concorso di tutte le persone che in quel momento sarebbero legittimari. Abbiamo detto l'altra volta, non so se lei lo ricorda, che tra gli eredi possono esserci delle persone a cui la legge riserva una quota di eredità, cioè garantisce che abbiano il diritto a quella quota di eredità, e sono il coniuge e i figli in primo luogo, anche in certa misura gli ascendenti. Allora, quando c'è un imprenditore che vuole garantirsi che la sua azienda vada in mano magari al figlio che più lo segue e che più vede adatto a subentrargli nella gestione dell'azienda, può con questo patto di famiglia intestargli in vita o l'azienda o le quote di una società. Se si tratta di una società di capitali, il pacchetto, diciamo, di maggioranza può essere fatto a favore di un figlio, ma anche di più figli, e questo io sto parlando genericamente. Anche se sono più i figli, lui può fare in modo che siano più i figli che si occupino dell'azienda, magari incaricandoli di seguire un settore piuttosto che un altro. Comunque, dicevo, se si fa questo patto di famiglia bisogna fare intervenire quelli che sarebbero i legittimari in quel momento, perché questo patto di famiglia consenta un domani di rimanere intatto senza possibilità di contestazioni proprio da questi legittimari. Sono due possibilità per arrivare a questa conclusione, cioè l'intestazione a uno o più figli dell'azienda o del pacchetto, diciamo, di quote o azioni viene fatto con il consenso di questi legittimari, che per rilasciare questo consenso possono anche chiedere di aver liquidata la corrispondente quota di spettanza a loro rispetto all'azienda ceduta come legittimari. Diciamo che per esempio, se più sono i figli, se c'è un coniuge e i figli, la legge prevede che al coniuge sia riservato 1/4 del patrimonio del testatore e una metà tra più figli, se sono più di uno, è la quota di legittima. Ora, se un imprenditore decide per esempio di intestare a 2 figli e intesta a uno soltanto la sua azienda, il coniuge e l'altro figlio possono intervenire e chiedere che venga loro liquidata 1/4 del valore dell'azienda calcolato a quel momento, che è praticamente la loro quota di legittima. L'altra possibilità è che loro dicano: no, mi sta bene che venga fatta questa intestazione al figlio o al fratello e io non pretendo di aver nulla, con la conclusione poi che questo trasferimento non è soggetto, come dicevo, a contestazioni un domani, perché una delle particolarità di cui non si tiene spesso conto è che non si può fare un testamento avendo per esempio fatto delle donazioni in vita e avere la sicurezza che questo testamento non vada a ledere la legittima, perché i valori dei beni donati in vita vanno valutati al momento dell'apertura della successione, cioè quel determinato bene che magari aveva un valore di 10 nel momento in cui è stato donato o nel momento in cui è stato fatto il testamento, perché uno può fare anche il testamento molti anni prima e al momento dell'apertura della successione quel bene magari valere 15 come valere 5. Per cui è molto difficile riuscire prima del tempo a sapere se poi
al momento della morte viene rispettata questo diritto di legittima. Facendo questo patto di famiglia, tutto il discorso che era un po' diciamo difficile da seguire, ma insomma ero partito dal patto di famiglia, facendo il patto di famiglia, questo patto di famiglia al momento dell'apertura della successione, anche se l'azienda dovesse aver mutato il valore, quindi averlo magari aumentato tantissimo, blocca ogni possibilità di azione da parte degli altri legittimari. Quindi in casi di imprenditori cioè, è consigliabile farsi supportare per arrivare a fare questo patto di famiglia. Evidentemente ci vuole la collaborazione degli altri legittimari e gli altri aventi Ecco, lei prima diritto. accennava al fatto che bisogna trascrivere, no, questi atti. Cioè, ci vuole comunque un atto anche di pagamento di una tassa di registrazione. Beh, la registrazione, diciamo, per quasi tutti gli atti notarili, solo alcuni sono esenti da registrazione. Quando c'è un intervento del notaio, il notaio viene anche, diciamo, onerato dell'obbligo di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. In più il notaio ha anche un'altra funzione importante, che la scrittura privata, che magari a volte ha già una sua validità, però non ha, e cioè la conservazione. Il notaio tutti gli atti che riceve, salvo quelli che gli è consentito di rilasciare ma che sono atti minori, deve conservarli, li tiene, si dice, a raccolta, per cui un domani una persona che ha fatto una compravendita, una persona che ha fatto una società, una persona che ha fatto una donazione, una convenzione matrimoniale, sa che può andare dal notaio e lì farsi rilasciare una copia. Questo è importantissimo. È molto importante perché è una delle funzioni del notaio. Uno può perdere dei documenti oppure chissà, può succedere dei fatti, quindi almeno è a conoscenza. Leggiamo, c'era un messaggio che era arrivato prima che non sono riuscita a leggere, vediamo se dalla regia me lo possono rimettere in onda. Sì. Eccolo qui. Buongiorno, volevo sapere quali azioni bisogna intraprendere per tutelare i propri beni in regime di convivenza senza arrivare al matrimonio. Grazie. Sì, allora, la convivenza, come dicevamo l'altra volta, mi pare di ricordare, non comporta nessuna modifica di rapporti per quanto riguarda i diritti successori. Quindi se si vuole avere una tutela, bisogna fare, per quanto riguarda la vita, quindi di tutti i giorni e l'eventualità che questa convivenza possa anche cessare, una convenzione con cui si regolano i rapporti patrimoniali, quindi il concorso nelle spese, quello che è il destino dei beni acquistati durante la convivenza. Tra le altre cose, ecco un aspetto da ricordare, che i conviventi non hanno diritti successori, però possono fare durante la vita, adottare un regime che è simile alla comunione legale, quindi fare in modo che gli acquisti fatti durante il periodo di convivenza siano di tutti e due le persone, anche se è intervenuta una sola persona all'atto. Questo è un atto notarile? Allora, la convenzione non è necessariamente un atto notarile. Io consiglio comunque di farlo presso un notaio che ha chiara quella che è la modalità per confezionare questi atti e può ben consigliare. Però questi possono essere fatti anche da avvocati, per esempio. Fase B, uno dei due invece muore. Nel caso che uno dei due muoia, se non è stato fatto un testamento, purtroppo l'altro non ha nessuna possibilità di avanzare pretese sull'eredità. Il testamento consente però di regolare anche la successione. Quindi può essere istituito erede. Può essere istituito erede, c'è sempre il rispetto dei diritti dei legittimari. Quindi se questa persona ha un genitore, uno o tutti e due i genitori, diciamo, se ha dei figli, perché la convivenza non è detto che sia solo tra persone giovani che non hanno figli, ma può intervenire anche persone di età più avanzata. Questi possono disporre tenendo presente che figli, anche un coniuge, adesso per carità. Ma divorziato? Il divorziato no, il divorziato non ha diritti ereditari se non nell'eventualità che gli fosse stata assegnata in sede di divorzio un assegno e che si trovi in stato di bisogno, può ricevere però una decisione che deve prendere il giudice valutando anche la condizione degli altri eredi, certo, l'entità dell'eredità e effettivamente lo stato di bisogno del coniuge divorziato. Può stabilire un assegno a carico dell'eredità. Dopo leggiamo un altro messaggio, ma l'ultima questione. Ci sono, quando ad esempio c'è l'istituzione di erede da parte di questo convivente o un legato, eccetera, ci sono tasse di successione? Sì,
Purtroppo sì, perché il convivente non ha nessun rapporto di parentela e quindi diciamo che è nella situazione di dover pagare l'aliquota più alta, che è l'8% di imposta di successione, a cui si aggiunge, come dicevo prima, se ci sono degli immobili, il 3%, 2% di trascrizione e 1% di imposta catastale. Quindi si arriva a cifre anche importantine. Sì, l'unica possibilità di evitare il pagamento delle imposte di trascrizione catastale, non l'avevo detto prima, e vale anche naturalmente anche per quelli che hanno quella franchigia, cioè quei parenti che dicevo che hanno la franchigia, è che si tratti di una prima casa, perché se si tratta di prima casa, invocandone diciamo le agevolazioni, sia quelli che peraltro non pagano neppure l'imposta di successione, sia per esempio il convivente che deve pagare comunque questo 8% di imposta di successione, può dover pagare soltanto il 200 e 200 euro, 200 di imposta di trascrizione, 200 di imposta catastale, se si tratta per lui o per lei della prima casa. Però un 8%, sto pensando, un immobile standard di 250.000 euro, sono più di 16.000 euro. Sì, non è poco. Non è poco. Andiamo sui 20.000, sì, così tranquilli. Sì, sono nel tenere presente questa volontà di gravare le eredità di maggiori imposte, bisogna tener conto di questo, che in definitiva già ci sono delle persone che pagano delle imposte abbondanti. Cioè già in vita si paga abbastanza, quindi vabbè. Sì. Esatto, va bene. Senza contare che sono tutti beni su cui ci si è già pagato tasse e ritasse costantemente, esatto. Non commentiamo oltre, entriamo nell'aspetto politico. Sì, allora, pubblicità, pochi delicato. secondi, poi leggiamo anche l'altro messaggio che è arrivato tra poco.